Vedi, devo toglierti sempre io dai guai. Voilà, la smeralda della loggia degli assassini. Figliolo, nipote, siete come sempre migliori. Un giorno il comando della loggia sarà vostro. Lo smeraldo del caos è uno dei simboli della loggia degli assassini. Averlo qui ci permetterà di poter studiare i poteri misteri. Figli miei, da troppo tempo siamo in conflitto con la loggia dei ladri. Ma padre, il furto dello smeraldo rappresenta per noi un gravissimo smacco. Dobbiamo radunare i nostri migliori sicari ed andare a riprendercelo. Julian, perché? Non è giusto, ti prego, smettiamola con la violenza. Da quanti decenni oramai le nostre logge sono in conflitto? Bella, ma che cosa stai dicendo? Smettiamola con la violenza. Ma noi siamo la loggia degli assassini. No, Julian, tua sorella ha ragione. Ormai è troppo tempo che la loggia dei ladri è in conflitto con quella degli assassini. È ora che si giunga a una tregua. Ma padre... Ma padre, ormai ho preso una decisione, chiaro? Andremo alla loggia dei ladri, presentati ufficialmente. Chiederemo indietro il nostro smeraldo e proporremo una tregua tra le due fazioni, ok? Dottor Lebeau, sono arrivati qui Marius e i suoi figli. Chiedono di essere accolti. Vogliono una tregua di pace. Non me l'aspettavo da Marius. Evidentemente il frutto dello smeraldo deve averlo fatto ragionare. Accogliamoli di sopra. Marius, quanto tempo? A cosa devo questa piacevole visita? Jean-Luc, da troppo tempo le nostre fazioni sono in conflitto. Ti chiedo di restituirci lo smeraldo e di siglare una pace con questo gesto. Caro vecchio nemico, per quanto io come ladro gradisca lo smeraldo, devo dire che la pace vale sicuramente di più. Ti prego di seguirci nel nostro ufficio. Julian, tu vieni con me. Mi permetta, mademoiselle, di mostrarvi la loggia dei ladri. Vecchio marpione. È una guerra stupida, che ormai va avanti da generazioni e generazioni. Non ha senso. Già, concordo. Spero che tuo padre e mio padre non cambino idea. Ti ho visto l'altra volta, mentre fuggivi, ma non ho voluto dire nulla.
Non ho visto malvagità nei tuoi occhi. Bella, il trattato è stato stipulato. Verrà firmato domani presso la nostra loggia. È un piacere avervi come nostri ospiti in attesa del trattato di pace. Vi accompagno alle vostre camere. Seguitemi. Le vostre stanze sono di sopra. Merci beaucoup. La tua è qui. Ah, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ehi! E tu dove pensi di andare? Ehi, ci sono anch'io, eh? Cosa sta succedendo? E voilà. Bravo, Remy. Grazie. E ora vediamo un po' chi c'è sotto quella maschera. Qualcuno che vuol sabotare il nostro patto con la loggia degli assassini. Julien. Figlio mio, Perché? io vi ho accolto in casa mia in pace e voi mi ripagate uccidendo mio figlio. Voleva ucciderci. È falso! È falso! Padre? Padre, che succede? Padre? Padre? Bella, ascoltami. La colpa di tutto questo è di tuo fratello. Uccideteli. Uccideteli tutti! Via, via! Dobbiamo dividerci, lascia che segua noi. Vai dritto alla loggia, vai! No, ragazzi miei. Abbi fiducia, mon père. Ale! Oui, oui, oui. Seguimi. Etienne, veloce! Forza! Maledetto! Etienne! No, Etienne! Coraggio, Etienne. Rialzati. No, Remy, va avanti da solo. No, non ti lascio. Vieni. Saresti troppo lento. No. Moriremo entrambi. Tornerai a prendermi dopo. Etienne. Sono qui, bastardi!
venitemi a prendere. Preso, piccolo furfante. Dove sono la tua mamma e il tuo papà? Io non ce l'ho la mamma e il papà. Hai ancora molto da imparare come ladro. Ma lascia perdere i piccoli furti. Ti porterò con me nella loggia dei ladri. Così imparerai meglio il mestiere. Che ne dici? Ne ho trovati pochi come te. I miei esperimenti hanno sviluppato i tuoi già eccezionali poteri. Sei una macchina da combattimento ora. Mi divertirò moltissimo con te. E tu chi saresti? Mi chiamo Sinistro. Ma so per